Era l'agosto del 1898 e tra i tanti indiziati il giudice rinviò a giudizio solo 4 persone: Antonio e Francesco Filastò, con Giuseppe Musolino in stato d'arresto, e Vincenzo Zoccoli, soltanto per lesioni, a piede libero. Purtroppo al processo il tanto decantato avvocato Biagio Camagna non fu all'altezza della situazione e il dibattimento in tribunale fu povero di strategia difensiva, anche se tra le prove raccolte contro Peppe Musolino resistevano soltanto le dichiarazioni di Vincenzo Zoccoli e quelli dei testimoni Rocco Zoccali e Stefano Crea, i quali confermarono di aver udito la voce di Peppino, addirato per aver fallito il bersaglio. Tutti gli altri elementi d'accusa si rivelarono falsi. Anche la prova del berretto, attraverso la testimonianza di Raffaele Prioli, fu dimostrato che era stato perduto 2 sere prima, durante la rissa. Stavo brigaderi, i punta sapigliao, di tutta la faccenda tante cose ne credevo. Poi si vede chiaro e l'indagine abbiamo, e poi in so rapporto così tu scrivevo. Con gran sorpresa tutti sapete chi scoprivo, che da mattina Peppi non fu io chi sparavo, ma fu la malavita, a picciotteria locali. L'offesa fatta a Peppi s'aviva alla pari. Si accertò che in paese operava una cosca malavitosa e l'attentato fu per iniziativa della banda, in quanto la mancanza di rispetto verso Peppino era da considerarsi estesa a tutta la famiglia onorata. Intanto lo processo chi già si preparava, e la difesa Peppi l'avvocato ci voleva, e fu chiamato meglio in tale zona stava. Biagio Camagna è bravo e a cosa risolviva, Biagio Camagna è forte, assai nominato, ma i Peppe Musolino si interessava poco e non fu tanto chiara a difesa st'avvocato. Fu tutta una congiura che aumenta il fuoco. Signori della corte, signore giurato, senza offesa io sogno meglio cacciatore, e sin ci avessi sparato io a su carogna, ci avessi macerato il cervello. Diceva verità ma non fu creduto, e manco rispondevo Camagna l'avvocato. Non seppi che non posi, restavo sordo e muto, e senza più speranza Peppino fu segnato. Difatti quando poi la sentenza pronunciata, li carogne infami tutti quanti s'arredirono a 21 anni carcere, a Peppo condannato, a 21 anni carcere, a Peppo suo ventero. Nell'udire la dura condanna, Anna e Ippolita, sorelle di Musolino, si sentirono male. Peppe, serrato tra le sbarre con la rabbia di un cane rivolto a Vincenzo Zoccoli, gli grida: 21 anni andaio e 21 fanno 42. Se innamoro quando ne esci sta galera, pegnetta mangio un fegato, e sattia non ti trovo, ammazzo tutta la tua famiglia. Pazza carne de zoccoli mi si vende in da macelleria come a chi dai maiali, porco! E intanto spruppo adesso 21 ossa. Così gli risponde Stefano Zirilli, padre della fidanzata di Vincenzo Zoccoli. E dopo una serie di insulti la forza pubblica fece sgomberare l'aula.